You ass. Come here, ass. Fuck. No, sono felicissimo di essere qua insieme a voi davanti a tantissimi italiani, fa paura, cazzo. Mamma mia. Però io amo l'italiano, io amo l'Italia, ok? Fra le cose che mi hanno fatto innamorare di questo paese c'è la lingua, no? L'italiano è una delle più belle cose che avete in questo paese, la lingua, l'italiano, la lingua dell'amore. Tutto suona bene in italiano, raga. La parola tipo cuore. La parola tipo bacio. C'è anche una parola d'amore che mi piace un sacco che ecco, minchia. Ma raga, quanto è bella quella parola. Io l'ho detto, cioè quando è nata la mia figlia, la dottoressa mi ha chiesto come vuole chiamare la sua figlia, ho detto minchia. Minchia Kibobba, che bello ragazzi. Ovviamente mi ha detto di no. Non si può fare. Ho detto, ma signora, perché? Prova a immaginare un pochino quando avrà, che ne so, 5-6 anni, no? E l'età un po' che fanno un pochino i capricci, no? Non avrà bisogno di sentirmi incazzato, solo il suo nome le ricorderà che sono incazzato. Minchia, cosa stai facendo? Minchia, torna qui! Che bello, ragazzi! Che bello! Poi provate anche a immaginare un pochino, no? Quando la sua amica avrà 16-17 anni, l'età in cui i genitori devono sempre essere in allerta, no? L'età in cui diventano un pochino calde. Prima di uscire da casa, dice, i suoi genitori lo chiedono ovviamente: dove stai andando? Papà, sta arrivando, vado a prendere la minchia. Torna qui! Che bello, ragazzi! Ma quante vite rovinerei, cazzo! Che bello, ragazzi! Ma sapete anche perché? Perché è stata la prima parola che ho imparato quando sono arrivato in Italia. Minchia. Lo dicevo a tutti, raga. Anche se qualcuno mi dice buon appetito, dicevo minchia. Ma a che ora arriva il treno? Minchia. Mi ricordo un giorno sono andato sotto casa a buttare la spazzatura, no? E ho incrociato i carabinieri. Normale, no? Siamo in Italia. Un nero, i carabinieri, la notte, un solo argomento. Documenti. Cioè, se parlano di altre cose vuol dire che siamo tutti ubriachi, ok? E ovviamente mi fa: favorisca i documenti per favore. Minchia. No, voi direte, ma io il giorno dopo che sono uscito dalla caserma non l'ho mai più detto quella parola. Non l'ho mai. Però non è solo la minchia che mi ha fatto innamorare di questo paese, ok? Detto anche così sembra strano, vero? Non è solo la minchia, ragazzi. C'è anche questo modo che avete gli italiani di sdrammatizzare le cose che in altri paesi sono cose tragici, cazzo. Per esempio il razzismo. L'italiano è l'unico al mondo che può usare il razzismo per il suo bene stesso. Io ho una mia amica Sara, no, che ha smesso di fumare, no, che sta provando di smettere di fumare, quindi non compra più le sigarette. Quindi quando siamo in giro manda sempre me andare a chiedere le sigarette a posto suo, dicendo vai a chiedermelo tu, perché a te non ti diranno di no, se no verranno presi per razzisti. Siete dei geni, cazzo! Adesso io ho paura. Io ho paura che vi svegliate una mattina, prendete 10 neri, andate a parlare con Putin, tanto se no penserà che è razzista e tutto. No. L'Italia. Un paese misterioso, un paese in cui tutti gli enigmi della tua vita trovano la loro vera risposta. Io quando ero piccolo ho chiesto a mia madre, no? Mamma, come si fanno i bambini? Mi ha risposto questa frase bellissima in francese, no? C'est un oiseau qui apporte les enfants. Bellissimo quella frase, mi è rimasto nel mio cuore fino ai miei 18 anni quando sono arrivato in Italia. Perché quella frase, tradotto in italiano, vuol dire che è un uccello che porta i bambini, cazzo. Cioè, ma perché rovinare un'infanzia così, cazzo? No, l'Italia. È l'unico paese al mondo in cui la risposta a una domanda è un altro cazzo di domanda, raga. Non vi siete mai chiesto sta cosa? Perché se vai tipo in Inghilterra, se dici why, ti dicono because. Se vai in Francia, se dici pourquoi, ti dicono parce que. Anche nel mio paese, il Congo. Se dici ti dicono Ma in Italia se dici perché, ti rispondono perché.
su sta cosa stavo per impazzire. Sono andato a chiedere a un signore intelligentissimo del mio quartiere. L'ho detto, ma signore, perché in Italia la risposta a una domanda è sempre un altro cazzo di domanda? Mi ha guardato e mi fa, e a te chi cazzo te l'ha detto?